Un nuovo regalo è stato posizionato dall'Arlef sotto l'albero di Natale di tutti i friulani. Dopo 3 anni di lavoro e di test ininterrotti, a inizio settimana è stato lanciato a Torpa al Friuli, il videogioco educativo in marilenghe prodotto dalla società Ubiz 3D di Manzano e finanziato con le risorse messe a disposizione dall'Agenzia Regionale Pelenghe Furlane. Il videogame è disponibile sul sito atorpalfriul.it ed è stato sviluppato anche grazie all'aiuto di 62 alunni della Scuola Marconi di Udine e Ugo Pelli di Castions di Strada, che hanno testato le prime versioni beta. A Torpa al Friuli è pensato sia per un'attività ludica da svolgere in famiglia che in classe, uno strumento con il quale divertirsi e imparare il friulano. Grazie al gioco i giocatori potranno perlustrare virtualmente Venzone, Palmanova, il borgo del Castello di Gorizia e Cividale del Friuli e apprendere, divertendosi, parole, leggende, proverbi e conoscere personaggi della storia della nostra regione come Paolo Diacono, Jacopo Linussio, Ippolito Nievo, Lucina Savorgnan, Caterina Percotto e Carlo Dorlig.